Si è conclusa la prima fase delle gare degli ottavi di finale della Champions League. Mercoledì sera a Gelsenkirchen il Real Madrid di Carlo Ancelotti fa l'impresa di vincere contro i tedeschi del Schalke 04 per 2-0. Il vantaggio madrinista arriva nel primo tempo con Cristiano Ronaldo che interrompe un digiuno di gol che durava da parecchio tempo. Nella ripresa il secondo gol ad opera di Marcelo al 29esimo minuto. Bella partita invece tra Basilea e Porto. La rivelazione del torneo passa inaspettatamente in vantaggio nel primo tempo con Danilo su rigore. Il pareggio arriva con Gonzales. Oggi 5 squadre affrontano le gare di andata dei 16esimi di Europa League. La Roma affronta il Feyenoord all'Olimpico. Il Torino riceve l'Athletic Bilbao, trasferte invece per Inter e Napoli rispettivamente contro i scozzesi del Celtic ed i turchi del Trabzonspor, mentre la Fiorentina riceve in casa il Tottenham.